Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, bentornati a tutti, bentornati su Elite, ecco qui un nuovissimo video su Elite Dangerous. Di cosa parleremo? Allora, fondamentalmente come avete visto da titoli e grafiche andremo a trattare i dati rari, quindi dove trovarli e come andare a gestirceli un attimo all'interno del gioco. Quindi in questo video andremo a vedere Eccentric Hyperspace Trajectories, Data Mined Wake Exception, Abnormal Compact Emission Data e Decoded Emission Data. Altri dati verranno trattati nel prossimo video, sono parecchi di dati rari e intanto parliamo di questi. Ma andiamo subitissimo a vedere la prima parte riguardante gli Eccentric Hyperspace Trajectories. Come vediamo hanno un grado e una rarità pari a 4, relativo ovviamente alla difficoltà di trovarli e all'utilizzo che poi se ne farà, ma dove andiamo a pescarli? Allora, fondamentalmente trovando online ci dicono Highwake Scan e Shipwreck Salvage. Allora, Highwake Scan li troviamo mediamente fuori dagli starport o nelle zone in stato di famine, dove ci sono i distribution point per tutte le varie astronavi, quindi si va lì, si trovano gli Highwake Scan, si fanno le scansioni e si aspetta di trovare gli Hyperspace Trajectories, quindi molto semplice. Seconda modalità, Shipwreck Salvage, evitatelo, non fatelo perché vi toccherà fare la scansione di tutti gli unknown signal sources dei vari sistemi, cercare decoded e degraded emissions, andare lì, fare scansioni di private data beacon e non ne troverete. Ho girato per ore in giro per la galassia alla ricerca di questi materiali per fare appunto la registrazione e farlo vedere in video, non ce l'ho fatta, quindi lasciate perdere e fate le scansioni direttamente dagli Highwake Scan. E detto questo, questa parte va a terminare e adesso andiamo a vedere la prossima. Parliamo quindi di Data Mined Wake Exceptions, utili per il potenziamento di livello 5 dell'FSD, Increased Range, utilissimo per praticamente qualsiasi nave e quindi un potenziamento indispensabile. Il gioco ci dà a disposizione 3 modalità di recupero, quindi Highwake Scan, Mission Reward e Private Data Beacon. Andiamo a vedere gli Highwake Scan. Avremo bisogno quindi di un Wake Scanner, un modulo che si installa nella nave per poter eseguire le scansioni di questi specifici oggetti, elementi, item, chiamateli come volete. Vengono generati infatti dalle navi che saltano nell'iperspazio e li troviamo lì, insomma. E solitamente una cosa utile da fare è andare vicino agli starport molto popolati oppure, consiglio mio, nei sistemi in status di famine. I sistemi in status di famine infatti spesso hanno dei distribution center. Questi distribution center hanno tante navi e quindi molte navi che entrano ed escono e genereranno molti wake che noi possiamo andare appunto a scansionare. Questa secondo me è la modalità migliore con cui possiamo trovare questi dati. Piccola nota riguardo i sistemi in status di famine, non sempre avranno i distribution center, quindi se non c'è andate in un altro sistema in status di famine lì vicino, quindi non perdeteci troppo tempo a cercarlo se non lo vedete subito. Altro modo per ottenere Data Mined Wake Exceptions è missioni. Andiamo a fare le missioni, se tra le missioni la ricompensa è questo dato che stiamo cercando, ben venga. Sinceramente non andrei a caccia di missioni per fare questi dati. Il metodo precedente, la scansione degli Highwake, resta comunque il più valido e il più consigliato. Ultima modalità che il gioco ci dà a disposizione è la scansione dei Private Data Beacon. Dobbiamo svolazzare in giro per l'universo, cercare unknown signal sources, trovare i decoded emission data, anche i degraded, ma sarebbe meglio decoded, droppare, vedere se c'è un private data beacon, scansionarlo, pregare Dio che ci dia un data mined wake exception. Non fatelo, evitatelo, non conviene. Dedicate un po' di tempo alla ricerca di un sistema famine, andate là, distribution center e scansionate tutto quello che vi capita sotto mano. Evitate come la peste le scansioni dei private data beacon, perché diventerete vecchi nella speranza di trovare qualche data mined wake exception, quindi modalità assolutamente sconsigliatissima. Bene, questo va a chiudere il discorso Data Mined Wake Exception e adesso andiamo alle note dolentissime del gioco. Sì, perché parliamo di Abnormal Compact Emission Data. Allora, utilissimi per thruster grado 5 clean drive, per i long range scanner di ogni tipo, come vedete in grafica, quindi detailed, frame wake, kill warrant, manifest e sensors. E dove cercarli? Il gioco ci dice andate di mission reward, private data beacon scan, ship scan. Come vedete da grafica già cominciamo a non vedere nulla in verde. Cosa vuol dire? Finora non ho trovato nessun posto dove trovarli.
Ho girato diverse tipologie di sistemi, War, Known, Famine e qualsiasi altra cosa. Ho scansionato Private Data Beacon in lungo e in largo, da Degraded ed Encoded Emission Signals. Ho scansionato tutte le navi che mi trovavo davanti, dentro Conflict Zone, fuori dalle Conflict Zone in Super Cruise, e sono andato perfino a Rahu nella Unauthorized Installation, come vedete in grafica, e a scansionare i satelliti. Sono stato lì per un sacco di tempo a fare scansioni, non ne ho trovato uno, e quelli che sono riuscito a trovare li ho trovati in precedenza durante il gioco normale, scansionando navi probabilmente, e molto probabilmente da Mission Reward, quindi è l'unico punto che ho messo a punto, come vedete in giallo. E cosa dire? È un problema, è un gran problema, perché questi dati non si trovano. Ho cercato online, sono andato su molti siti, forum, forum ufficiali, siti blogger di altri comandanti, e tutti lamentano l'assoluta difficoltà nel trovare questi dati. Quindi fateci molta attenzione, perché quindi tutti i potenziamenti di grado 5 che richiedano questi dati vanno affrontati con le pinze, perché o li avete o sarà difficilissimo trovarli, e andare a cercarli per il potenziamento rischierà di distruggervi completamente il gioco, come stava succedendo a me. Quindi moltissima attenzione alle Abnormal Compact Emission Data, se li conoscete li evitate. Quindi altro da dire molto non ce n'ho, avrei voluto davvero fornire un sistema buono e valido per trovarli, purtroppo in tutte le ore dedicate e investite all'interno del gioco non sono riuscito a trovarli. Se invece voi avete avuto più fortuna, vi chiedo gentilmente di postare nei commenti sotto dove li avete trovati, magari li riprendiamo in un secondo momento, e invece per ora altro da dire non ce n'è. Evitateli e cercate magari di fare ship scan come se non ci fosse un domani. Se li trovate come mission reward, ben venga, e se no amen alla faccia e buonanotte e arrivederci. Quindi adesso passiamo al prossimo punto. Andiamo quindi a vedere l'ultima tipologia di dati trattati in questo video, gli altri nel prossimo video, e parliamo di Decoded Emission Data. Come vedete da grafica servono praticamente per le stesse cose degli Abnormal Compact Emission Data, solo per un grado 4, quindi rarità di livello 4, quindi sono un po' più facili da trovare e servono per i potenziamenti di un livello inferiore. Quindi per tutti i potenziamenti appunto ai nostri scanner, ai nostri thruster, potremo anche fermarci a un ottimo grado 4 se proprio gli Abnormal Compact Emission Data non riuscissimo a trovarli. E quindi per la serie materiali fantastici e dove trovarli, come anche in precedenza, Ship Scan e Mission Reward. Come vedete molti dati vengono trovati tramite appunto Ship Scan e Mission Reward, e sta a voi poi decidere come farlo. Io sinceramente da Ship Scan ne ho ottenuti parecchi, e quindi consigliatissimo Ship Scan se vi servissero i Decoded Emission Data. Girate e scansionate tutte le navi che trovate mentre siete in Super Cruise, in volo normale, mentre siete in Conflict Zone, Resource Extraction Site, e anche negli starport, ovunque siate, scansionate tutte le navi che trovate, perché appunto, come dico sempre, non si sa mai che dati potete ottenere da queste scansioni. Anche perché a Frontier, periodo dopo periodo, hanno nerfato completamente gli ship scan. Cosa voglio dire? All'inizio del gioco ogni nave che scansionavate mediamente vi dava qualcosa, quindi da quando avevano messo appunto i dati in tutta la parte degli ingegneri, le scansioni delle navi erano molto profittevoli dal punto di vista di recupero dei dati. A un certo punto cosa hanno detto? No, ne trovate troppi, quindi ci mettete troppo poco tempo a trovare i dati che vi servono per i potenziamenti. L'unica soluzione che hanno trovato da applicare a questa cosa cos'è stata? Nerfare. Penso sia il mantra di Frontier, nerfiamo tutto. Quindi hanno nerfato anche ovviamente tutti i dati recuperabili, quindi la probabilità di trovarli, e ovviamente dal punto di vista del giocatore in cosa si traduce? In tanto tempo in più in scansione navi, quindi tutte le navi che trovate mentre giocate scansionatele, fatelo come se non ci fosse un domani, e questa cosa ovviamente vi aiuterà perché dilazionerete nel tempo e tutta la parte di scansione, sperando di trovare quello che vi servirà in un futuro. E basta, molto altro da dire sui Decoded Emission Data non ce n'è, e quindi anche per questa parte andiamo a chiudere il capitolo Decoded Emission Data.
E con questo andiamo anche ulteriormente a completare il primo video dedicato al recupero dei dati rari. Nel prossimo video ce ne sarà un altro infatti dedicato ai dati rari, in cui tratterò Divergent Scandata, Modified and Embedded Firmware, Security Firmware Patch, quindi così, giusto per vedere un attimo tutti i dati di grado 4 e di grado 5, utili ovviamente ai potenziamenti, perché quelli non utili ai potenziamenti non li tratterò in questa miniserie di video. Quindi, come al solito, commenti, suggerimenti, idee o quello che sia, vi invito a scriverli nei commenti sotto il video, e vi ringrazio tutti calorosissimamente per il supporto dimostrato in tutto questo tempo al canale, quindi davvero un grandissimo grazie da Virus101, altro da dire non ne ho, vi saluto, vi auguro buone feste, buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Virus101 Transmission Out.